condizionata per cavalli di 5-6 anni sul miglio. Benvenuta DL, Cleo Rab, Chanel DVS, Calypso SBF, Coralla Pell, Country Matley in prima fila, Cartier, Bohemian Rhapsody, BB Mail, Cenerentola Leo, Cristal da Cole e Canaiola Jet in seconda. Corsa molto incerta. Macchina che accelera e stacca, veloce in partenza Calypso SBF che conquista in breve il comando nei confronti di Cleo Rab, mentre all'esterno rimane per il momento Coralla Pell sulla piegata. In terza posizione c'è Chanel DVS, Coralla Pell invece rimane all'esterno e numero 10 Cenerentola Leo per squalificato. Cenerentola Leo. Intanto 14,7 per i 200 iniziali. Si accoda poi in terza posizione di precisione Coralla Pell, riuscendo a sistemarsi in schiena a Cleo Rab. 400 iniziali in 30 da parte di Calypso SBF. All'esterno avanza Cristal da Col. Cristal da Col gradualmente si porta su Calypso SBF. Cerca di imitarla anche BB Mail. Tanto i 600 in 45,9. Con Cristal da Col che è arrivata al sediolo di Calypso SBF. A contatto rimane Cleo Rab. Poi un'altra pariglia formata da Coralla Pell e BB Mail. Intanto gli 800 se ne vanno in 1 minuto e 4 decimi. Chilometri in 1, 15 e 4. Con Calypso SBF che ha sempre la presenza esterna di Cristal da Col. Lungo la corda invece segue Cleo Rab. Cavalli a 400 dalla conclusione, nessuno degli altri riesce a progredire per il momento. Sempre Calypso in vantaggio alla corda. Cleo Rab cerca di prendere vantaggio, intanto sbaglia Cristal da Col. In seconda posizione numero Cleo Rab 11, prova ad avvicinare Cristal da Calypso, Col squalificato. però entra con 2 lunghezze abbondanti di margine addirittura d'arrivo. Sbaglia anche Cleo Rab. Numero 2 Cleo Rab SBF squalificato. nel finale controlla e vince agevolmente la lotta per il secondo. Vede Coralla Pell e BB Mail finire molto vicini con Chanel DVS all'interno. 38 a chiudere, 1:15 e 3 il ragguaglio conclusivo. La vittoria per Calypso SBF, Manuel Pistone in sediolo per conto di Sabina Breccia e della scuderia Nicoletto.